ci sono dei cibi di strada che in ogni regione è vero e proprio must. È inutile girarci intorno. Ogni regione ce l'ha. Ma oggi parliamo di una cosa che è veramente forse uno degli emblemi più belli e più gustosi. Quando gesti su uomini è inutile. Arriva quello e ti salva la vita. Ma letteralmente ti sistema la giornata e lì capisci, dopo che hai introdotto nel tuo corpo quella cosa, tu sei salvo. Di che cosa stiamo parlando? La pizzetta sfoglia cagliaritana! Minchia quanto è buona! Minchia quanto è buona! Abbiamo parlato prima della pizzetta al taglio, la pizzetta al taglio sarda, ma tanto tempo fa. Adesso tocca a lei. Cos'è la pizzetta sfoglia cagliaritana? Come ho già detto, è una dei cibi leggenda della cultura gastronomica di strada. È uno di quei cibi che quando lo assaggi non ne puoi più fare a meno. Diventi dipendente in maniera incommensurabile ed in eterno. È la prima cosa che un sardo fa quando scende da una nave o da un treno o da un aereo. La prima cosa che fa è tuffarsi in qualsiasi posto dove vendono le pizzette sfoglia e non trova pace finché non la prende. È meglio mostrarvela in tutta la sua generosa e meravigliosa bellezza. Le prime notizie riguardanti la pizzetta sfoglia cagliaritana risalgono alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nato all'inizio come un rimedio per recuperare gli scarti di lavorazione. Nata a Cagliari, poi si è espansa per tutta la Sardegna. È nata inizialmente come colazione salata cagliaritana, per poi diventare un vero e proprio must. La si può trovare dappertutto e non c'è bisogno di sapere se c'è un orario oppure no per mangiarla, perché ogni orario è buono. Si può mangiare di mattina, a mezzogiorno, di sera, di notte, alle prime ore del mattino, prima che albeggia, insomma, con qualsiasi abbinamento si faccia, è un vero e proprio must. La ricetta è molto semplice. Sono semplicemente 2 dischi di sfoglia, pasta sfoglia, sovrapposti. In mezzo viene fatta una farcitura di pomodoro, origano, sale e capperi. Alcuni ci mettono mozzarella, alcuni altri ci mettono le acciughe, ma la ricetta sarda, vera e propria, nata a Cagliari, è quella a pomodoro, origano, capperi, sale. Niente di più e niente di meno. Questa esplosione di sapori è semplice, ma è veramente un qualcosa di unico. La nostalgia per chi è via da tanto tempo è anche questo, avere nostalgia di questa delizia, di questo splendore, di questo sapore che ti rimane in bocca già da quando eri piccolo. Questa è la pizzetta sfoglia sarda, soprattutto cagliaritana. È un'istituzione, non può mancare, non deve mancare. Entra intersecato nel tuo cuore e lì si pianta, perché qui non si parla di salute, che è importante, si tratta di ricordi di gusto, ricordi di Sardegna e soprattutto